Un diciottenne di Romano Dezzelino è rimasto coinvolto nel distacco di una valanga in Trentino Alto Adige. Il giovane stava sciando fuori pista sotto una cima della Val Cigolera nel territorio comunale di Primiero San Martino di Castrozza, a circa 2100 metri di quota, quando una valanga con un fronte di circa 30 metri si è staccato dal pendio. Alcune persone che si trovavano sul posto e il suo compagno di escursione l'hanno estratto dalla neve ed è scattata subito la macchina dei soccorsi. A causa del peggioramento delle condizioni meteo in alta montagna, però, l'elicottero non ha potuto sbarcare i soccorritori che hanno raggiunto la zona della valanga con altri mezzi. Gli operatori della stazione di San Martino di Castrozza del soccorso alpino sono quindi intervenuti via terra, salendo in quota con gli impianti di risalita e con gli sci con le pelli, con il supporto di altri soccorritori delle stazioni di Primiero, Centrofassa, Val di Fiemme, Levico e Tesino, che si trovavano nei paraggi, e un soccorritore della Guardia di Finanza, per un totale di circa 13 operatori coinvolti. Una volta sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato l'infortunato e l'hanno trasportato con la barella a valle fino a raggiungere la strada forestale. Qui un operatore sanitario arrivato sul posto con il quad gli ha prestato le cure mediche e il diciottenne è stato trasportato quindi in ospedale con un trauma alla spalla, ma al momento le sue condizioni non destano preoccupazione. Desta invece preoccupazione lo stato della neve in seguito alle repentine variazioni di temperatura, con il rischio di valanghe che sta crescendo in molte zone di montagna.